Scatman's World. Bella raga, ciao a tutti nel comandone veneziano, siamo su Formula 1 2013, Spa, Gran Premio del Belgio, 11 giri di passione, ragazzi, miglior piazzamento per il comandone in qualifica, quinto posto in Nicolino Hülkenberg, nono, questa Sauber mi piace tantissimo, pole position per Nicolino Rosberg, secondo il bibitaro Vettel, terzo Gigione Hamilton, Alfonsino al quarto posto. Ragazzi, è prevista pioggia al 20%, speriamo bene, abbiamo un'occasione grandissima, Spa è una gara, insomma, fa abbastanza favorevole, ma questa Sauber mi trovo veramente bene. Quindi ragazzi è chiaro che se andiamo bene e magari per il prossimo anno prendiamo una scuderia forte e ritorniamo con un livello più alto, però adesso non voglio esaltarmi troppo perché abbiamo visto che in un giro può cambiare tutto, perché alla fine nell'ultimo giro comendiano è così, quindi raga nell'ultimo giro voglio una concentrazione massimale. Vai raga, vai ragazzi, siamo in una tensione infinita, questa può essere la gara veramente della consacrazione comendiana ad alti livelli. Vai, prima gara con la Sauber. Carburante al massimo e andiamo. Primo giro sarà già decisivo. Bravissimo Comendone, bravissimo. Rosbiff è al primo posto, ma il Comendone è già secondo. E adesso non dobbiamo far scappare Rosbiff. Vai, come attenzione. Mamma mia, grandissima, presa benissimo questa. Presa benissimo. Prova all'esterno, mettela. Mamma mia. E Sebastiano ne approfitta, il solito culo del bibitaro. Il solito culo del bibitaro. Staccatore al limite. E Vettel è ancora davanti. Attenzione, testa ancora Comendiano. Stai calmo, Come, stai calmo. Mamma mia che inizio. Siamo ancora contro il bibitaro. Il bibitaro chiude la porta sempre. Maledetto bibitaro. È dura tenere il passo di una Red Bull, ma noi ci proviamo. Dai Comendissimo. Che culo il bibitaro, come ne ha approfittato ragazzi della bagarre con Rosbiff, maledetto. E adesso Red Bull comincerà il suo ritmo indiavolato. Ha messo le ali la Red Bull, i bibitari. Attenzione, Rosbiff è vicinissimo. Attenzione Rosbiff. Frena stronza di merda. Ok. Primo giro completato in questo inferno. Secondo il sistema radar è attesa pioggia leggera fra 15 minuti. Fra 15 minuti pioggia leggera. Attenzione, siamo secondi abbastanza tranquilli da Rosbiff, ma stiamo calmi e stiamo buoni. Abbiamo visto cos'è l'ultimo giro per il Comenda, ma stavolta voglio il podio, porca mignotta. Lo possiamo fare con la Sauber Ferrari. Cerchiamo di tenere le gomme il più possibile, come ti prego. Non possiamo fallire anche qua all'ultimo giro. La Sauber me la godo rispetto alla Force India. Ma il bibitaro c'è ragazzi, e il bibitaro c'è. Però il bibitaro non sta scappando ragazzi, e questa è una bella notizia. Appena detto e subito come andava fuori. Beh, mi sembra giusto, mi sembra chiaro. Intanto nessun ritiro. Vai, come devi spingere al massimo. Il bibitaro non sta scappando. È che noi perdiamo tantissimo. Appena le gomme perdono la prestazione, basta. Il Comendone se ne va.
E ho visto anche tanti miei amici, anche il buon Eddie, che è un fenomeno, la guida molto più di me, che all'ultimo giro in Malesia ha perso per diverse posizioni, quindi mi consolo, insomma. Se anche un fenomeno come Eddie ha problemi, vuol dire che è veramente duro sto gioco. Ok, e anche il secondo giro è completato in quel di Spa. Finora DRS abilitato. E Vettel non è così lontano, ragazzi. Sebastiano non è così lontano. Prendiamola bene, questa che è importante. Bravo Come. E Rosberg non lo vedo più. E io godo, ragazzi. Miglior primo settore assoluto. Il ritmo è buono, continua così. Va bene, vecchio mio. Ho fatto un assetto ben bilanciato per questa gara, anche perché avevo paura della pioggia. E Vettel è là, ragazzi, E abbiamo un bel vantaggio da Rosberg. Stiamo calmi, stiamo buoni. Bravo Come. Ottimo lavoro Come. Dai che Vettel, possiamo anche tentare un miracolo per la vittoria in Sauber. Giuro che viene giù lo stadio. Viene giù casa mia, viene giù tutto. Viene giù tutto, ragazzi. Secondo settore, il migliore. Occhio, non sta a fare sti capè. Però Vettel, ragazzi, ha un passo mondiale. Cioè, non sto guidando male, cazzo, adesso. Rosberg è là comunque. Bravissimo Kuma, dai. Giro record di Gigione. Giro record di Gigione. Record di Gigione. Io andrei box al quinto giro. Tanto Gigione ha superato Rosberg. Devo tenere queste gomme il più possibile per poi non avere problemi all'ultimo giro, al final lap come indiano. Vaffanculo, Dio santo. Dai, oddio, forse le gomme cominciano ad avere problemi, non voglio neanche guardare. No, non sono ancora messe malissimo, era forse deconcentrazione come andana. Vettel se ne sta andando adesso veramente. Sebastiano se ne va. Perché fra 10 minuti inizierà a piovere. 10 minuti. Pioggia leggera fra 10 minuti. Ok. Attenzione, si sta avvicinando Gigione. Brutte notizie in casa Sauber. Gigione è più vicino. Calo delle prestazioni, calo delle gomme. Solito calo gomme. Al prossimo giro devo andare ai box, raga. Gigione è là, ragazzi. Gigione è là. Tutto è pronto, effettua la sosta ai box in questo giro. E qua devono fare un miracolo i meccanici, perché ci sarà traffico, paura. Non posso ritardare la sosta perché le gomme non sono messe benissimo. Adesso vediamo come siamo messi alla fine di questo giro. Valutiamo insieme, ragazzi. Che non mi sembrano messe malissimo.
Il pilota dietro di te ha un solo secondo di ritardo. Lo so. Un secondo. Lo so, vecchio mio. Occhio, non sbagliare, questi 2 giri non li puoi sbagliare come. Questa è una decisione importante, ragazzi. Decisione difficile, stare ai box un altro giro o andare. O andare avanti. Adesso sono cazzi miei. No! Non ci credo, che cagata che ho fatto. Le gomme posteriori sono ancora messe abbastanza bene. Gigione è là purtroppo. Porca mignotta. Qua. Si decide adesso. Decisione difficilissima. E io rischio. E vaffanculo. Il Comendone rischia. Il Comendone rischia. E anche Gigione non va ai box. Siamo primi. Passa alla modalità carburante 2 nei prossimi giri. Non possiamo rischiare. Anche Gigione ha rischiato. Adesso devo tentare un giro da fenomeno. Pensiamo che la vettura alle tue spalle abbia impostato il motore sulla massima potenza. Sta cercando di raggiungerti. Vai, come devo fare un giro al massimo. Devo veramente gettare il cuore oltre l'ostacolo, ragazzi. Tanto prendere Vettel mi sembra impossibile, però proviamoci. Magari becca traffico, casini, incidenti, non si sa mai nella vita. Sto bibitaro del cazzo. E così, ritardando la sosta, sono tranquillissimo con le gomme, ne sono sicuro. Ci giochiamo tutto qua, ragazzi. Ci giochiamo tutto qua. Scelta veramente difficile e forse rischiosa. Ma vediamo. Gigione è là. Gigione, anche Gigione ha rischiato lo stint un po' più lungo. Grande Gigione. Occhio. Adesso le gomme mi stanno abbandonando, però. Dai, ancora mezzo giro, Come. Ancora mezzo giro. Ancora un fottutissimo mezzo giro. Ricordati di effettuare il pit stop in questo Sì, coglione, sì. Come devi spingere come un pazzo. Torniamo al carburante normale. Andiamo pianino. Ok. Sosta, box. Siamo ai box e anche Gigione ai box. Gigione ai box. Guadagni una posizione. Anche la Ferrari. Tutti ai box e comunque traffico anche adesso. Porca mignotta. Dai. Muoveve. Bravissimi. Bravissimi, ragazzi. Attenzione agli altri piloti quando rientri in pista. Vai, siamo secondi. Non sono previste altre totte ai box, cerca di preservare. Solo il bibitaro è davanti. Tanto nessun ritiro e adesso, ragazzi. Potrebbe arrivare una pioggia leggera. Pioggia leggera tra poco, ma adesso abbiamo la chance della vita. Chance della vita per il talentissimo veneziano. Che tanto talento non è, ha solo cuore, ma va bene così. Vai, Come. Adesso sono un po' teso, lo riconosco, perché dopo l'ultimo giro che ho fatto nelle ultime 2 gare è chiaro che la tensione è un po' alta. Adesso ci sarà pioggia leggera. Però avere Hamilton dietro non è una cosa meravigliosa, eh? Il pazzone di Gigi, fioi. E comincia a piovere, ragazzi. Comincia a piovere.
Eccola qua la pioggia. La classica pioggia kumendiana. Vettel chiaramente se ne va. Sebastiano se n'è andato, ma non mi interessa. E qua piove però, ragazzi, c'è pioggia leggera però. Continua a spingere, sei tra i piloti più veloci. Che bello. Ok. La telemetria indica che la vettura davanti a te è in modalità risparmio carburante. I suoi tempi sul giro potrebbero risalire. Sì, vecchio mio, hai ragione. Beh, il miracolo del primo posto mi sembra un po' esagerato, però... Vai, Kumendon. Madonna, mancano 4 giri. Qua piove abbastanza bene, però, ragazzi. Vedi, però è più bello, io sto facendo delle gare da solo al 100%, sono di una goduria, ragazzi, col clima che cambia. Madonna, piove qua, ragazzi, attenzione, attenzione. Vettel sembra in difficoltà. Sto recuperando su Sebastiano, attenzione. Vediamo. Sebastiano sembra andare un po' più lento, perché lo vedo un po' più da vicino adesso. Vediamo se è solo la mia impressione o se è vero. Dai, Kumendon, intanto non vedo più Gigione. Sto girando molto bene adesso. Dai che stiamo girando bene. Tanto nessun ritiro. Dai, Vettel, ritirati, porca mignotta. Piano, 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 bravo. Ok. 3 giri. Ci restano solo un paio di giri, quindi se vuoi sorpassare il pilota che attenzione. ti darti da fare ora. Sì, ho capito, vecchio, ma Vettel non è più veloce come prima, lo vedo. Sono più vicino a Sebastiano, ragazzi. Sarebbe bello negli ultimi giri tentare il miracolo e fare la lotta con il Bibitaro. Dai, Kume. La pioggia c'è comunque, eh? Il Bibitaro non è così lontano. E il Bibitaro non è così lontano. Ragazzi, sto rosicchiando tanto il Bibitaro ha qualche problema. Ma va benissimo che è il secondo posto. La tensione è massimale. Dai, Kume, dai. Stiamo rosicchiando decimi al Bibitaro. Le gomme sono perfette. Le gomme sono perfette. Sto guidando davvero bene. Per una volta sto guidando, anzi bene, decentemente. Dai, che non voglio bestemmiare. Sto guidando decentemente. Attenzione, il Bibitaro è vicinissimo, però come non si mette ansia, Dio santo. Ma perché? Ma perché sti errori? Sta Red Bull non sembra come il solito però, eh? Vai, Kumendone. Bravo, Kume, dai. Dai, questa è l'occasione di fare un secondo posto. 2 giri alla fine, le gomme sono perfette. Solo io posso sbagliare adesso.
distacco dalla vettura che ti precede è di circa 2 secondi. Mamma, siamo là. Concentration, please. Oddio, Vettel. Attenzione, ragazzi. Dai, Come. Dai, Come per il sogno. Purtroppo la Red Bull è più veloce. No, lo sbaglio, eccolo qua. Lo sbaglio. Vabbè. Va bene, dai. Chi troppo vuole non la stringe. Va bene che secondo posto me lo godo al massimo, il primo podio mondiale. Peccato, perché forse avevo il passo per avvicinarmi tanto a Sebastiano, vabbè. Tanto la pioggia continua, però il tracciato non è bagnato. Beh, insomma, i coglioni qua sì, ragazzi. Qua sì. Final lap, ragazzi. Final lap. Comendiano. Ma le gomme questa volta sono perfette. Dai che arriviamo secondi. Dai che arriviamo secondi. Che inizio in Sauber, ragazzi. Che inizio. Che inizio. Attenzione al carburante, è quasi finito. Adesso sono teso, ragazzi, l'ultima curva sarà una tensione mondiale. Bravo Come, dai. Non possiamo più sbagliare, non voglio sbagliare. Perché ho fatto quell'errore. Potevo quasi vincere, secondo me. Che gara, ragazzi, che garone. Questa curva mi stavo sui coglioni, l'ho sbagliato anche prima. Vabbè. Dai, ragazzi, il giro della vita. Mamma, adesso piove però, ragazzi, adesso piove, no! Mamma, cosa ho sbagliato, no? L'ultimo giro è troppo in tensione. Non ce la posso fare, raga. Mamma mia. Dai, Come, calmo, che è fatta. Dai, Comendissimo. Dai, Comendissimo. Stavo cappellando però. E il Comendone. Tanto Vettel va a vincere, ma non tanto tranquillo. Qua diluvia. Ma non c'è più niente da fare. Finalmente il Comendone arriva a podio. Secondo posto. Sì, cazzo. E Hülkenberg ottavo. Ma il veneziano ha fatto una gara sublime. Grandissimo Comendone. Grandissimo. Adesso Tori, ragazzi, stasera. Ciao. Podio e... Secondo posto, una prestazione davvero eccellente. Ma fa culo, neanche non esulta. Ah, perché era l'obiettivo. Ma andate a cagare. Grande veneziano, siamo settimi. Ora sei in settima posizione nel molto bene. piloti. In costruttori siamo dietro alla Force India. L'obiettivo è superare la Force India. Sì, cazzo. Podio Comendiano. Bravo. Adesso, ragazzi, registrerò subito anche la prossima gara di Monza. Dopo la gara di Monza vediamo se magari già aumentare il livello di difficoltà. Ecco, però secondo me, insomma, sarebbe bello finire così e poi cominciare subito di brutto il prossimo anno con la difficoltà più alta. Ma grande Comendone, sta vittoria, sto secondo posto me lo sono sudato, cazzo. Mamma mia, podio per veneziano, vittoria strategica per va a cagare, fette. Consumi pneumatici sotto controllo, infatti, concordo, siamo andati molto bene. Buono, rango 6. Allora, informazioni. Nuvoloso a Monza, sfida rivale. Oddio, cosa ho fatto? No, ho sbagliato, sono un coglione.
Raga, siamo già nel weekend di Monza. Buono raga, prossima gara me la registro subito. Un saluto al... Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano. Commenda veneziano, commenda veneziano, commenda veneziano, lo youtubers italiano.